Buon pomeriggio dal Palacobilizza di Prato, dove sta per cominciare la finale di ritorno, quella centro-nord della Serie 2 di calcio a 5. Si stanno per affrontare il Montebianco Prato, padrone di casa, e il Futsal Cornedo, seguito da un nugolo di tifosi appassionati che sentirete sicuramente anche in sottofondo. È uno spettacolo al momento la tribuna del Palacobilizza che è davanti a noi in favore di telecamera, perché c'è davvero tanta gente di entrambe le fedi sportive. All'andata grande vittoria del Futsal Cornedo, che ha dominato al Pala De Gasperi vincendo con merito per 8-2. E naturalmente quindi questa è una partita già molto indirizzata nell'ottica del doppio confronto. Montebianco Prato che punterà soprattutto a salvare l'onore dopo una bellissima stagione. Futsal Cornedo che punta a percorrere vittoriosamente gli ultimi 40 minuti che la separano dalla promozione in Serie A2 Elite. Le squadre sono pronte all'ingresso del tunnel insieme a alcuni ragazzi e ragazze del settore giovanile della squadra di casa. Si sta per incominciare intanto le formazioni. Il Futsal Cornedo arriva in campo con Fioraso, Boschetto, Cailotto, Tibaldo, Nicola Paolo Amoroso, Grigolato, Fabrizio Amoroso, Murga, Zini del Gaudio, Boscaro e Petkovic. Allenatore Maurizio De Andrade. In sottofondo state ascoltando la voce del Palacobilizza. Il Montebianco Prato risponde con Cerri, Del Greco, Acciai, Panchetti, Bellocci, Martini, Ciardelli, Bezzini, Berti, Barbero, Garzia, Giannattasio. Allenatore Luca Pullera. Le due squadre recuperano rispetto all'andata elementi importanti. Nel Futsal Cornedo al vertice dell'attacco rientra infatti il pivot Del Gaudio, mentre in cabina di regia per il Montebianco Prato rientra dalla squalifica lo spagnolo Barbero. Altra novità in casa biancazzurra è la presenza e il rientro di Bezzini. Squadre che sono davvero pronte all'ingresso in campo. Ricordiamo che il match sarà diretto da Corzini di Taranto e Cattaneo di Civitavecchia al crono Elia della sezione di Pisa. Chi vi parla è il vostro PPF Pierpaolo Fognani, accanto a me in cabina di regia il nostro Max Calvini. Grazie anche a tutta l'area comunicazione che qui collabora a questa diretta con Marco David Bilenchi e Antonio Gaggioli. E allora l'aria è quella della grande festa sportiva, come grande festa sportiva è stata sabato scorso al Pala De Gasperi, una partita tirata, molto bella, sportiva, dominata dal Futsal Cornedo, che soprattutto a fine primo tempo ha premuto sull'acceleratore, ha fatto la differenza in un impianto che era veramente stracolmo di entusiasmo e anche di giovani in tribuna, che è sempre un bel vedere. Ma intanto attenzione, stanno entrando in campo i direttori di gara e le squadre. E allora Montebianco Prato e Futsal Cornedo, fateci divertire per un grande pomeriggio di sport. Ma eccola la voce del palazzetto. Si gioca in uno splendido frastuono, mentre sventola sulla parte di tribuna dove ci sono i tifosi vicentini un bellissimo striscione con i colori della squadra ospite e con in mezzo naturalmente il tricolore. Squadre al centro del campo con i direttori di gara. Tra poco si darà il via a questo grande match che riparte dall'8-2 con cui all'andata il Futsal Cornedo ha stravinto la gara, la finalissima di andata. Ricordiamo naturalmente chi esce oggi vincente dal doppio confronto è promosso in Serie A2 Elite. Vada come vada, questo è l'ultimo match di un altro grande campionato di Serie A2 che ci ha fatto divertire, che ci ha fatto appassionare. Le emozioni del nostro grande sport, del nostro grande futsal o calcio a 5 per chi come me ha qualche anno in più e più anziano ancora lo chiama col suo vecchio nome. E allora le squadre che salutano il grande pubblico presente in tribuna. È uno spettacolo questa sfida, speriamo lo sia anche in campo. Il saluto tra le squadre accompagnate dai bambini e dalle bambine del settore giovanile di casa, la società biancazzurra. Sono di fronte tra l'altro due realtà veramente storiche. Il Cornedo è ai 40 anni di età, il Prato festeggerà il quarantennale dalla fondazione l'anno prossimo, quindi non si tratta di due parvenu del nostro sport italiano. In sottofondo si alternano i tifi, ora sentite quello del Cornedo, vediamo intanto quali saranno i quintetti di partenza scelti dai due tecnici Luca Pullera e Maurizio De Andrade. Nel Prato tra i pali dovrebbe partire Cerri, dall'altra parte vediamo se verrà confermato Fioraso, che ha fatto una grandissima prestazione al Pala De Gasperi. Tutto praticamente pronto per dare il via alla finalissima di ritorno che chiude la Serie A2, la stagione della Serie A2 per quanto riguarda appunto il centro-nord. E allora squadre presso le rispettive panchine.
presso i rispettivi tecnici arbitri che vanno a controllare che le porte siano a posto, che le reti siano senza buchi, senza problemi. Le squadre in campo, tra i pali confermiamo c'è Fioraso per la squadra ospite, quindi il Cornedo conferma un portiere che del resto all'andata ha fatto una partita straordinaria. In quintetto di partenza subito il rientrante Del Gaudio, mentre per quanto riguarda il Monte Bianco Prato tra i pali dovrebbe andare Cerri. Il quintetto di partenza si va schierando con Bellocci, probabile che parta lui quindi al centro della difesa. Ripetiamo, rispetto all'andata le novità sono Del Gaudio che rientra nel Cornedo e Barbero e Bezzini che rientrano invece nel Monte Bianco Prato. Si vanno, ripeto, schierando i quintetti di partenza. L'atmosfera è quella della grandissima sfida. Si riparte dal pesante +6 per la squadra vicentina che darà il via a questo splendido confronto. E veramente speriamo di riuscire a trasmettere anche a casa, a chi ci sta guardando, le emozioni che stiamo vivendo in questo momento in un palazzetto che è una festa dei tifosi di entrambe le squadre, una festa dello sport, una festa del calcio a 5 italiano. Palla al centro, si sta per cominciare, batterà il Futsal Cornedo. C'è ancora un problema però alla porta, che nel primo tempo sarà difesa dal Monte Bianco Prato, e allora c'è un attimo di ritardo, c'è un piccolo buco evidentemente da sistemare con del nastro adesivo che subito arriva, e allora un attimo di ritardo ancora, poi si potrà incominciare per questa sfida che riparte, ripeto, dall'8-2 con cui il Futsal Cornedo ha dominato la gara di andata. La regia, ve la ricordo ancora, è quella di Max Calvini, mentre vediamo che il Monte Bianco Prato parte con Cerri tra i pali, poi in quintetto di partenza ci sono Garzia e Barbero che è al rientro, Bellocci e Bomberberti. Dall'altra parte risponde il Futsal Cornedo con Fioraso tra i pali, con Tibaldo, mentre è tutto pronto davvero adesso per l'avvio della partita. Sono un momento perché si devono sedere ora i dirigenti del Prato che sono andati a sistemare la porta. E ora mi sembra che ci siamo davvero, si consultano i direttori di gara, ancora qualche istante, tutto pronto, arbitri pronti, allenatori pronti, squadre, manco a dirlo, prontissime. E nel frastuono del Palacobilizza è iniziata la finale di ritorno. Qui Berti a lottare con Bellocci, palla che carambola fuori, la rimessa conquistata in attacco dai biancazzurri del Monte Bianco Prato. Vi dovevamo il quintetto completo del Futsal Cornedo, con Fioraso, Tibaldo, Murga, Zini e Del Gaudio. Barbero in mezzo, prova Bellocci a girarsi, Bellocci va giù, è un contrasto, la palla resta ancora giocabile, poi Barbero, deviazione, calcio d'angolo, avvio bollente di partita col Prato che si è tuffato subito nell'area di rigore avversaria. Futsal Cornedo che ha dovuto concedere il calcio d'angolo mentre sono già a scaldarsi in due in casa vicentina, mentre si gioca davvero in un frastuono spettacolare. Garzia, Barbero non arriva sulla palla, poi tocca fuori Bellocci che stava duellando con Murga, intanto è rimasto giù Barbero, un contatto involontario, un normale scontro di gioco. Quindi ribadiamo i quintetti: Futsal Cornedo con Fioraso, Tibaldo, Murga, Zini e Del Gaudio, Monte Bianco Prato con Cerri, Bellocci, Berti, Barbero, Garzia. Le panchine: quella ospite con Boschetto, Cailotto, Nicola Paolo Amoroso, Grigolato, Fabrizio Amoroso, Boscaro e Peccovic. Allenatore Maurizio De Andrade, risponde Luca Pullerà con la panchina che vede Del Greco, Acciai, Panchetti, Martini, Ciardelli, Bezzini e Giannattasio. Attacca il Futsal Cornedo, vediamo se sceglierà di fare una partita più di gestione del grande vantaggio accumulato all'andata o se premerà subito sull'acceleratore il Futsal Cornedo che va in area immediatamente con Cerri costretto all'uscita, poi la carambola è su Tibaldo e non riesce quindi a conquistare il calcio d'angolo per il Futsal Cornedo. Si riparte 0-0, primo minuto della prima frazione di gioco. L'italo-argentino Garzia sul pallone, viene ben affrontato da Zini, uno dei grandi protagonisti della gara di andata, autore di una splendida tripletta per il Cornedo. Possesso dei biancazzurri di casa, sulla palla va Riccardo Berti a Garzia, 1-2 che non riesce, la palla è giocabile, dietro per il portiere Cerri, lancio lungo in area, non arriva Bellocci, chiude bene la difesa, poi si lotta, arriva Garzia e c'è il vantaggio del Monte Bianco Prato. Garzia ha anticipato Tibaldo, si sblocca la partita dopo 1 minuto e 2 secondi. Ha segnato il Monte Bianco Prato, ha segnato Garzia.
imprendibile il suo tiro incrociato a fil di palo di destra, ha battuto l'ottimo Fioraso. Tibaldo su questa palla alta si è fatto un po' sorprendere dall'inserimento di Garzia, che poi è stato bravo a incrociare. Si è sbloccata la partita, qui non riesce Tibaldo a controllare la rimessa di Barbero. Garzia, Berti a cercare lungo Bellocci, una spinta di Murga, l'arbitro era in linea, decide per il fallo dello spagnolo. Murga che mima il fatto che sono saltati entrambi. Calcio di punizione, va in panchina Bellocci, credo abbia battuto male il gomito destro, vuole un po' di ghiaccio, lo aiuta la panchina, il più reattivo, ma vuole proprio cambio Bellocci, non c'è tempo per soccorrerlo perché tra poco ricomincia il gioco. Schiera la sua barriera Fioraso, c'è Del Gaudio, accanto a lui Tibaldo, mentre entra subito Ciardelli al posto di Bellocci, a cui viene applicata una fasciatura al gomito destro, è caduto male il difensore biancazzurro. Tutto pronto adesso per la battuta, fischiano gli arbitri, parte Garzia, l'appoggio a Barbero che alza la mira, disperazione per lo spagnolo che ha perso la coordinazione, ha tirato molto alto la sinistra, anzi dalla destra del fronte d'attacco del Montebianco. Palla che sarà di Fioraso, secondo minuto del primo tempo al Palaco Bilizza di Prato, col parziale che è di Montebianco Prato 1, Futsal Cornedo 0. Fioraso non ci può arrivare, Del Gaudio marcato da Garzia, palla che scorre e allora possesso dei padroni di casa con la rimessa laterale affidata a Berti. Garzia, pressione alta del Futsal Cornedo, Garzia è un po' svirgolato questo rilancio e allora si lotta, ma Tibaldo si è appoggiato in maniera un po' troppo evidente su Barbero, l'arbitro era lì e ha comandato il secondo fallo commesso dalla squadra vicentina. Prepara subito un cambio Maurizio De Andrade, prepara Boscaro. Calcio di punizione che sarà battuto a centrocampo dai padroni di casa. Barbero, palla intercettata da Tibaldo. Ciardelli, Garzia, Ciardelli. Barbero verso Ciardelli. Bella chiusura di Zini, pulito sul pallone. Palla che termina in fallo laterale, rimessa. E ora, dopo i soccorsi, rientra Bellocci nel quintetto al posto proprio di Ciardelli. Rimessa Prato in attacco. Barbero, Garzia, controfallo, ha tardato troppo Barbero, forse la palla era in movimento e allora controfallo. Si gioca da 1 minuto e 41 secondi al Palaco Bilizza di Prato. La palla in profondità dove Berti però intercetta ma sbaglia la misura cercando Barbero, chiude Tibaldo, il rilancio di Murga con calma ma ha sbagliato il pallone, c'è Berti. Barbero che prova a restare in piedi in mezzo a due. Barbero poi viene fermato, arriva alla fine Bellocci, spara in tribuna, rimessa Cornedo, cambio, entra Boscaro. Va a rilevare un Tibaldo che ha avuto un avvio di partita con qualche titubanza. Prende il 5 dai compagni in panchina Tibaldo, in particolare da Petkovic. La rimessa affidata a Boscaro. Murga, lo spagnolo a dare su Fioraso, il rasoterra di destro, palla per Del Gaudio, deve girarsi, lo fa bene, il pallone buono per Boscaro, la sua tecnica, scappa via a sinistra, lo disturba in qualche modo la difesa. Boscaro lamenta una spinta, contatto che l'arbitro reputa veniale, allora rimessa Prato. Berti, Barbero, ora altissima la pressione del Futsal Cornedo che va a tutto campo, prova a uscirne Garzia. Berti la doma, la tiene in campo, c'è un contatto, fallo di Zini sull'1 contro 1 vinto da Berti, la difesa ha commesso fallo. Vuole cambio ora di nuovo Bellocci, mentre il sottofondo, l'urlo del Palaco Bilizza fa veramente tremare tutto. Futsal, chi non lo conosce vada a viverlo nei palazzetti. È vero, è bello vederlo negli schermi televisivi, dovunque voi siate a guardare la partita in questo momento, ma dal vivo è ancora più incredibile. Vi aspettiamo nei palazzetti. Sulla palla Barbero, 2 minuti e 15 giocati, arbitro in posizione, fischia, punizione. Barbero verso Berti, Garzia colpisce Berti, poi Garzia la tiene in campo, Garzia, Berti, la parata di Fioraso, Berti ancora, grandissimo Fioraso per il Cornedo, allontana Ciardelli, chance Montebianco Prato, 2 volte decisivo Fioraso.
Ora si scaldano in 4 in casa Cornedo. Palla là davanti, dove Garzia allontana per un attimo, c'è Boscaro, mezzo a 2 Boscaro, ma lo ferma Ciardelli. Ciardelli scarica per Garzia, cambia dall'altra parte dove c'è Barbero che si è spostato a sinistra. Un blocco, Barbero, il tiro ribattuto da Murga, duello tutto spagnolo. Contatto con qualche scintilla tra i due, invitati a chiarirsi. E allora il gioco potrà riprendere, cambio intanto, fuori Zini, dentro Cailotto. Cailotto andò a segno con una rete, quella l'8ª rete del Cornedo all'andata. E intanto temperatura della partita altissima, nonostante appunto il divario tra le due squadre dopo l'andata sia molto ampio, ma c'è pathos, c'è partita. Garzia cerca Berti, lo trova, bella l'idea di mettere palla in area, ma gli esce lungo il pallone a cercare Ciardelli. E allora rimessa dal fondo affilata a Fioraso. Rientra Bellocci, di nuovo al posto di Ciardelli, un tergicristallo tra i due. Qui Berti quasi intercetta, mette palla fuori. In sottofondo i tifosi arrivati da Cornedo, un centinaio, è uno spettacolo la passione con cui seguono la propria squadra. Rimessa Cornedo, terzo minuto del primo tempo. In attacco la formazione di De Andrade. Boscaro a duellare con Barbero, gli scappa via, la mette in area, arriva l'intercetto di Garzia. Garzia chiuso però, si porta palla fuori. Ottima copertura di Cailotto e di Del Gaudio, rimessa per il Futsal Cornedo. 3 minuti e 4 secondi di gioco, parziale Montebianco Prato 1, Futsal Cornedo 0, ma all'andata il Cornedo ha stravinto per 8-2. Qui palla arpionata con la punta del piede, occhio a Boscaro, può andare sull'1 contro 1, riesce a scaricare sul laterale dove c'è Del Gaudio. Riapre ancora per Murga, con calma ragiona lo spagnolo, una delle menti della squadra. Buon pallone poi che circola per Cailotto, va verticale, poi non la tiene Garzia, sbaglia alla fine anche Boscaro, alla fine a non accontentarsi di quella che sembrava una rimessa laterale, ci mette la punta del piede, diventa rimessa Prato. Bellocci, Berti, Barbero intercetta molto bene il Cornedo, gran diagonale difensiva da parte di Del Gaudio, che oggi è al rientro dalla squalifica. Il tiro, Cerri a respingere la conclusione di Boscaro. Barbero lavora palla, Bellocci si gira bene, Bellocci va a cercare fortuna in mezzo a 2. Bellocci, Berti contro Murga, lo chiude lo spagnolo, grande copertura difensiva del Cornedo. Cambio, fuori Garzia nel Prato, dentro Del Greco. Dall'altra parte si scaldano quasi tutti quelli della panchina Cornedo, e il più pronto sembra essere Amoroso, la leggenda Fabrizio Amoroso. Barbero intanto attacca il Montebianco Prato, c'è un blocco. Barbero, tiro smorzato senza difficoltà. Fioraso, riparte il Cornedo. Murga, palla che arriva a Del Gaudio sulla pressione a tutto campo da parte del Montebianco Prato. Cailotto arriva con un soffio di ritardo e allora rimessa dei padroni di casa. Poi ammonizione verbale a Cailotto per non aver subito lasciato il possesso del pallone. È pronta a rientrare nel Prato Ciardelli, mentre la rimessa biancazzurra sarà di Barbero. In difesa il Cornedo, in attacco il Prato. C'è una doppia deviazione. Prato oggi naturalmente in maglia biancazzurra, in maglia classica blu amaranto, il Futsal Cornedo. In area dove è anticipato Del Greco intanto. La rimessa dal fondo affidata al portiere Cerri. Berti, di nuovo altissima la pressione del Futsal Cornedo, deve provare a uscirne il Montebianco Prato, palla troppo larga però troppo arretrata per Del Greco. E allora torna in attacco il Futsal Cornedo, che ha mandato a rifiatare in panchina Murga. È entrato Capitan Grigolato, qui l'1 contro 1, cercato da Boscaro. Il duello con Berti, la palla che esce, due forze che si dicono anche qualcosa, da qui è impossibile sentire. E intanto nel Prato è tornato in panchina Del Greco, in campo Ciardelli. Bellocci, Ciardelli, Barbero, Cornedo che pressa a tutto campo. Berti un po' corta però prevedibile, arriva l'intercetto di Amoroso che è entrato in campo nel frattempo, poi il Prato riparte però. E qui c'è la bellissima chiusura difensiva da parte di Cailotto, che poi ragiona molto bene, da palla a Boscaro. L'1 contro 1, Berti gli ruba palla, 2 contro 1 possibile, Berti, la palla per Ciardelli, Berti raddoppia il Montebianco Prato. Berti, una palla rubata
porta al raddoppio della squadra di casa. 5 minuti e un secondo. Ha raddoppiato per i padroni di casa Riccardo Berti. Fondamentale questo recupero palla proprio di Berti, mentre vuole subito time out Mauricio De Andrade. E allora si ferma il gioco per un minuto, il primo stop tecnico della partita. Squadre presso i rispettivi allenatori. Vuole dare ordine ai suoi De Andrade. Cornedo forse che è partito con l'idea di gestirla, visto il vantaggio enorme del +6 dell'andata, ma non deve concedere troppo campo a un Montebianco Prato che sembra entrato in campo tarantolato. E allora subito si ferma il gioco dopo appena 5 minuti ed un secondo sul tabellone. Per il momento nessun fallo commesso dai padroni di casa, 3 falli commessi dagli ospiti, mentre per quanto riguarda le reti, dopo 1 minuto e 0-2 quella di Garzia, dopo 5 minuti e 0-1 quella di Berti, che poi ha portato appunto a questo time out. Vi ricordo che stanno dirigendo Corsini di Taranto e Cattaneo di Civitavecchia, al crono Elia di Pisa. Time out che si va esaurendo, le due squadre non si prendono neanche tutto il minuto. Rientrano in campo prima ancora che sia finito il minuto di sospensione. Dato che per un attimo stava rientrando con 4 uomini, non con 5. Si era distratto del Greco. Batte intanto Fabrizio Amoroso, la sua esperienza, la sua classe al servizio della squadra. Qui del Greco esagera, fallo. È entrato in ritardo su Boscaro, quindi primo fallo Montebianco Prato in questa partita. Punizione del Cornedo sulla palla, Boscaro. Va a chiedere la distanza Boscaro. Anche per lui è l'andata partita stellare. Manovra il futsal Cornedo, palla sul laterale. Boscaro a duellare con Del Greco, la palla che diventa un fallo in attacco di Boscaro. Attenzione perché è un campanello d'allarme in casa vicentina, perché è il quarto fallo dopo 5 minuti e 14 secondi. Qualcuno sulla panchina del Cornedo non lo vedete, ma sta protestando presso il primo arbitro in maniera peraltro molto compita, molto civile. Intanto è sbagliata la rimessa di Ciardelli, troppo larga, direttamente in fallo laterale. Rimessa Cornedo sulla palla, Cailotto si propone per ricevere Grigolato, dall'altra parte Boscaro. Palla su Grigolato, capitano vicentino che va su Boscaro. Prato che resta alto a pressare, le due squadre si stanno veramente provando ad autosoffocare nell'impostazione del gioco. Mi passate questo termine un po' insolito, un po' così, poco abituale. Amoroso a duellare, un batti e ribatti, ruba palla il Prato sul raddoppio. Del Greco non inquadra la porta. Chance dal limite per i biancazzurri di casa. Grigolato, qui ci mette il piede Garzia, poi deve mettere fuori il Cornedo. E attenzione, il Prato si vuol giocare il portiere d'attacco. Esce Cerri, Barbero portiere d'attacco, viene richiamato, fuori anche Del Greco, entra Berti, cambia improvvisamente la partita, già al 6° minuto portiere d'attacco, Barbero, Garzia, poi Ciardelli a Barbero, Garzia, Ciardelli, nell'angolo Barbero sulla riga il salvataggio, porta vuota per il Prato, Fioraso se ne accorge, prova a lanciare subito, alla fine trova Amoroso. Per l'azione difensiva il Prato non fa in tempo a cambiare, resta tra i pali lo spagnolo Barbero, qui mette fuori Berti di testa, ora sì, ora rientra di corsa tra i pali Cerri nel Prato per l'azione difensiva, si butta profondo, Fabrizio Amoroso per il Cornedo, non viene visto, la palla di Boscaro, Cailotto sul laterale, Amoroso lavora un grande pallone, poi ha un contatto dubbio con Ciardelli, fallo. La spinta di Ciardelli, secondo fallo Montebianco Prato. Si parlano Ciardelli e Amoroso, non c'è comunque animosità tra i due, anche se ognuno, come dire, ha il suo punto di vista. Nel Prato si scaldano Martini, Del Greco e Barbero. Nel Cornedo sono pronti Murga, Tibaldo e Del Gaudio. Intanto la palla che viene deviata fuori in fallo laterale. 7° minuto di questo bollente primo tempo. 8-2 l'andata per il Cornedo. Montebianco Prato che oggi sta conducendo 2-0. Grigolato, Fioraso, il lancio lungo, molto bello, interessante. Cerri non si fida della presa, allontana. Amoroso fa cenno a Cailotto di lasciarla scorrere, sceglie la rimessa.
L'esperienza di una leggenda del futsal italiano, Fabrizio Amoroso, che questo campo l'ha già calcato in tante occasioni in passato, per partite anche quelle importantissime. Qui intercetta Bellocci, che poi si intestardisce ma ruba palla di nuovo. Berti, la grande risposta di Fioraso sulla botta, potente, un po' centrale. Montebianco Prato ancora pericoloso. Garzia chiede ai suoi di calmare tutto per i cambi. Esce Berti, rientra Barbero. Qui il Prato si distrae, voleva fare i cambi, sbaglia completamente l'impostazione. Poi Boscaro, scappa via Boscaro, gran lavoro, ma gran lavoro anche di Ciardelli in difesa. La carambola è sua, rimessa bianca-azzurra. Sta per uscire Bellocci, mentre il frastuono, forse lo sentirete anche da casa, è spettacolare. Come diceva Oscar Wilde, questa tensione è insopportabile, speriamo che duri. Barbero, Garzia, l'uno contro uno vinto. Garzia la mette in mezzo, Del Greco, la parata praticamente di Fabrizio Amoroso, che salva la sua porta. Che cosa ha preso Amoroso? La classe del campione, si è buttato in scivolata proteggendo la porta ormai sguarnita da quella che poteva essere la terza rete. Sarebbe stata di Del Greco. Decisivo Fabrizio Amoroso. E ora De Andrade ha pronti 3 cambi, ma intanto calcio d'angolo. Garzia con deviazione, fallo in attacco di Del Greco, ora è anche terzo fallo Prato. Cambio, fuori Garzia, dentro Martini, intanto nel Prato. Quindi ora 3 falli del Montebianco Prato, 4 del Futsal Cornedo. Palla in profondità. La lavora bene Del Gaudio. Viene braccato, poi grigolato là davanti dove intercetta Barbero, sontuoso l'anticipo, gran palla, Del Greco fuori sull'esterno della rete. Altra occasione per i biancazzurri di casa. E qui vi ho fatto ascoltare la voce del palazzetto, che è molto più bella della mia. Rimessa laterale per Zini, che da poco è rientrato in campo. Murga ha operato i suoi cambi De Andrade, ancora Murga, Zini, Del Gaudio a scappar via, raddoppio difensivo. Ciardelli che ruba palla, poi però non si trova con Martini, deve concedere la rimessa, attacca il Cornedo. Si parlano Cailotto e Zini. Zini indica che sarà lui a battere la rimessa laterale dalla destra del fronte d'attacco vicentino. Siamo entrati nel 9° minuto, era una finta perché arriva Cailotto a dare palla al limite dell'area, interessante. Ciardelli non riesce a allontanare, Martini prova anche lui, poi c'è il tiro largo di Zini che ci ha messo la punta del piede anticipando tutti. In difficile coordinazione, non è però riuscito a inquadrare la porta, difficile da lì fare di più. Cerri, Del Greco, Martini per Barbero che accelera improvvisamente, Barbero, grande intercetto di Del Gaudio per il Cornedo, poi tarda un attimo Cailotto, sfuma così il contropiede del Cornedo, qui lotta Martini, ruba palla, Martini, l'ultimo tocco è suo, cercando di saltare Murga, decisivo Murga nel suo posizionamento a chiudere la corsa al giocatore di casa. Cailotto, ritmi infernali, oggi tra l'altro non fa molto caldo perché ha piovuto quasi tutto il giorno, penso che fuori stia piovendo ancora, quindi questo ha calmato un po' le temperature, mentre cambio Prato, dentro Berti al posto di Del Greco. De Gaudio smorza un gran pallone, poi Barbero spezza il pallone di ritorno di Zini che era molto interessante. Calcio d'angolo Cornedo, riprendono animo i tifosi del Cornedo in sottofondo. Corner, 9° minuto, andrà a battere Zini. Calcio d'angolo dalla destra. Del Gaudio, Berti, palla che schizza fuori, stavolta è rimessa laterale, questione di centimetri. Arbitro che indica infatti la linea laterale. Zini, c'è intanto un contatto a gioco fermo, l'arbitro ammonisce Berti, verbalmente, Berti e Cailotto. C'era stata una scintilla nel posizionamento tra i due. Tutto a posto, tutto pronto, si ricomincia. Al limite Murga, il tiro è ribattuto da Martini, resta in attacco il Cornedo, rimessa laterale, Zini chiama lo schema,
palla su Murga, Cailotto, Murga, dove Berti intercetta però, Berti, le finte, Berti, ribatte la difesa, 2 volte Murga, voleva il fallo di mano, non lo trova Berti, trova però il calcio d'angolo, corner, cambio dentro Tibaldo al posto di Cailotto nella squadra di De Andrade. 9 minuto del primo tempo. Barbero intercetta la difesa, prova a partire subito Del Gaudio, ancora Del Gaudio, difende molto bene palla, se la butta in profondità, deve uscire Cerri di piede mettendo palla in tribuna. Cambio, rientra Bellocci al posto di Ciardelli. Ciardelli rientra in panchina molto frustrato, dicendo qualcosa ai suoi compagni di squadra. La rimessa di Murga. Siamo quasi a metà del primo tempo. Montebianco Prato avanti 2-0, Futsal Cornedo nel doppio confronto ancora nettamente in vantaggio, più 4. Fioraso e comunque Cerri sorveglia la traiettoria. Rimessa dal fondo e qui curiosamente c'è stata una sirena molto particolare che non aveva ingannato solo me, aveva ingannato anche l'arbitro che stava chiamando time out. Mister Puller ha detto no, guardi arbitro, non l'ho chiesto, allora tutto a posto. C'è stata una particolarissima trombetta da stadio che ha dato l'impressione di essere la sirena del time out. Intanto il Cornedo che sembra guadagnare metri di campo in questa fase, si riguadagna anche la rimessa laterale. Palla in profondità, il Gaudio, frastuono micidiale, Tibaldo, palla che voleva essere un assist per Zini ma l'ha deviata Barbero e allora facile Cerri. Bellocci, resta altissimo il Cornedo in pressione. Barbero, attenzione perché Tibaldo quasi gli ruba palla, poi l'ultimo tocco di Tibaldo che è tutt'altro che convinto. Riparte il gioco, Berti, Bellocci, in controtempo Berti, contropiede di Zini, la sua velocità, Zini, decisivo Barbero, poi Martini allontana Barbero in qualche modo, prova a tenerla Bellocci che poi spara alla meno peggio, palla larga, rimessa Cornedo, marcata da 2 secondi la metà del primo tempo. È una partita strepitosa. Tibaldo alla rimessa, Murga, lo scarico su Fioraso, rasoiata di questo lancio, Cerri che non si fida, riesce a smanacciare, poi Barbero, Bellocci, Berti, si prepara un cambio per parte mentre attacca il Prato con Martini, Montebianco Prato che va con Bellocci e non si è capito con Berti, subito Fioraso a lanciare profondo, qui però non riesce Del Gaudio a vincere il suo duello con Martini, poi guarda l'arbitro in maniera decisa, voleva il contatto falloso. Cambio intanto, fuori Martini, dentro Garzia, contro fallo. Anzi no, fermi tutti. C'è il time out che prima non c'era, adesso c'è. Quindi siamo già all'ultimo time out del primo tempo, quando ancora mancano 9 minuti e 29 all'intervallo. Quindi poi si ripartirà col possesso palla di chi ha chiamato il time out, quindi il Montebianco Prato. E allora ricordiamo che si gioca da 10 minuti e 31 secondi la finale di ritorno dei playoff di Serie A2 in un palazzetto spettacolare diviso quasi a metà con circa un centinaio di tifosi del Futsal Cornedo, dall'altra parte la tribuna naturalmente di casa. È uno spettacolo di pubblico come è stato anche all'andata al Pala De Gasperi. Abbiamo vissuto una giornata di grande sport anche fuori dal campo, la stiamo vivendo anche oggi qui al Pala Kobylica di Prato, è quello che vogliamo vedere nel nostro grande amato sport, il futsal, il calcio a 5. Dicevamo, fino a questo momento nessuno ammonito, tante emozioni, 2 gol del Montebianco Prato dopo 1 minuto e 2 secondi ad opera di Garzia, dopo 5-0-1 ad opera di Berti, mentre per quanto riguarda il conteggio dei falli era salito subito quello del Cornedo ma poi è rimasto inchiodato a quota 4, è salito a quota 3 il conto dei falli commessi dal Montebianco Prato. E intanto il Prato, il Montebianco vuole uscire dal time out col cambio di Barbero portiere d'attacco, se vedo bene. Sì, è così. E allora dopo il time out rientra Barbero portiere, mentre Bellocci viene invitato a cambiare la fasciatura, è in panchina, perché quella fasciatura bianca potrebbe ingannare, credo di aver interpretato così la richiesta del primo arbitro. Allora si ricomincia, è entrato per il Prato Barbero, portiere di movimento, va in power play la squadra di casa, Cornedo naturalmente costretto sulla difensiva in questa fase. 9 minuti e 20 da giocare nel corso del primo tempo.
Ciardelli, Garzia, deviazione, la palla che schizza fuori, rimessa in attacco, non è calcio d'angolo. Intanto il Prato è rientrato con Barbero, Del Greco, Ciardelli, Garzia, Berti. Dall'altra parte Fioraso con Grigolato, con Murga, con Del Gaudio e con Tibaldo. Garzia, Ciardelli, Barbero intercetta il Cornedo, quasi riesce a girarsi per calciare verso la porta vuota. Grigolato, poi la palla gli schizza fuori. Del Greco a Barbero, Ciardelli a Garzia, Prato che ha la montagna da scalare, allora si gioca subito il power play, il tutto per tutto. Garzia, Berti, Barbero, deviazione con la testa della difesa di Capitan Grigolato, la palla che schizza, diventa una saponetta imprendibile, va in calcio d'angolo. Cambio fuori Del Greco, rientra Bellocci che ha reso diversa la fasciatura. In effetti ora c'è un po' di marrone chiaro, diciamo, c'è un nastro adesivo di colore diverso su quella fasciatura del gomito destro. Barbero a Bellocci, Garzia, Ciardelli, Berti, Ciardelli, la pressione del Cornedo, attenzione Del Gaudio, e può solo accompagnare palla Garzia e lasciarla uscire. Qui ha difeso molto bene il Futsal Cornedo, che ora mette dentro il giovane Amoroso, Nicola Paolo Amoroso, grande promessa del nostro futsal. Intanto nel Prato è rientrato tra i pali Cerri, in panchina Barbero. Murga la rimessa, attacca il Cornedo, Tibaldo, lo scambio, poi la palla che arriva ancora sul laterale, ma il pallone di ritorno per Amoroso Junior è troppo lunga. Garzia, Bellocci, intercetta Murga, Prato che ha dormito un po' nel disimpegno, poi va a rimediare Bellocci. Del Gaudio difende palla, Tibaldo, Del Gaudio, lo scarico su Fioraso, palla scaricata fuori, ha dovuto affrettare la giocata Fioraso sulla pressione di Bellocci, non ha voluto rischiare. Rimessa dei padroni di casa al 12° del primo tempo sulla palla Garzia. Ciardelli per Garzia, Ciardelli inciampa un po' sul pallone, poi ne mantiene il possesso. Ciardelli alla fine costretto all'azione solitaria, può solo metterci la punta del piede, senza problemi la difesa vicentina che va alla rimessa dal fondo. Appena la palla sarà disponibile per Fioraso, intanto fuori Ciardelli, rientra Barbero nel Monte Bianco Prato. Fioraso, Berti che anche lui è tornato in campo, poi il più veloce di tutti è Amoroso, palla arpionata da un paio di biancazzurri, arriva Garzia, deviazione, anzi no, tiro direttamente fuori dell'italo argentino, bella copertura di Murga veramente importante nel Cornedo. Intanto l'arbitro va a fare una munizione verbale a Del Gaudio e Bellocci che erano già a contatto, classico duello centrale pivot. Fioraso, qui va giù Del Gaudio senza fallo, ha accentuato un po' la caduta, l'arbitro ha fatto correre. Berti, la gran chiusura della difesa, Tibaldo decisivo. Barbero, Garzia, la grande deviazione di Murga, poi ci mette la punta del piede Garzia, e però l'arbitro ha visto anche la deviazione di Tibaldo e allora è calcio d'angolo dalla destra per il padrone di casa. E qua oggi più che un palazzetto è uno splendido stadio, il cuore pulsante del futsal italiano, le emozioni di questo sport assassino. Intanto sbaglia l'appoggio Monte Bianco Prato, rimessa Cornedo, rimessa affidata a Tibaldo, si propone Murga, riceve subito in profondità, la palla è su Del Gaudio, la doma, la mette a terra, palla sul laterale, attenzione, l'ottimo lavoro di Tibaldo, ma anche quello di Bellocci in copertura. Poi c'è uno screzio tra i due, Bellocci richiamato verbalmente, voleva battere più rapidamente. Rimessa a Monte Bianco Prato, palla profonda a cercare Barbero, di testa dall'altra parte, nessun problema per la difesa Del Gaudio. Attenzione all'intercetto di Garzia, Berti, la copertura decisiva di Amoroso, Nicola Paolo Amoroso, gran copertura difensiva.
e c'è davvero l'aria della grande sfida in questo palazzetto che è una sportivissima bolgia. Berti Barbero, la pressione alta, pressione voglio dire portata forte sul portatore di palla dal Cornedo. Berti Barbero, contatto, l'arbitro lascia correre. Barbero con la punta del piede su Berti che viene richiamato forse per aver chiesto fallo poco fa. Ammonizione verbale a Berti. Allora cambi, dentro Cailotto, fuori di Tibaldo, dentro Amoroso Senior, fuori del Gaudio. Come già all'andata, come già tante volte quest'anno in campo insieme padre e figlio. Amoroso, Barbero, 14esimo del primo tempo. Barbero, tiro da lontanissimo, era sulla traiettoria Fioraso che ha sorvegliato comunque il pallone. Fioraso sul laterale dove Berti intercetta. Barbero s'allunga palla e qui è fallo di Barbero, non per l'arbitro. Garzia, la chiusura di Murga in calcio d'angolo, è rimasto giù Cailotto. Le proteste furiose del Cornedo, ammonizione verbale, ammonizione con giallo in panchina a Petkovic. Al 14esimo ammonito Petkovic per proteste. Intervento la Moviola per l'arbitro sulla palla Berti e allora il gioco è proseguito. Mentre l'arbitro conferma l'ammonizione del numero 4 del Cornedo Petkovic, che conferma naturalmente al cronometrista. 6 minuti e 17 da giocare nel corso del primo tempo. Su questo episodio si è per un attimo alzata un po' la temperatura del match. Tutto a posto ora, è tutto pronto anche per riprendere col calcio d'angolo Prato. Garzia, fischia l'arbitro. Garzia, Berti svirgolata, la palla termina molto larga. Rimessa laterale indica il direttore di gara. Vi ricordo che arbitrano Corsini di Taranto e Cattaneo di Civitavecchia al Crono Elia di Pisa. Cailotto, Fioraso, pallone interessante ma risulta troppo alto per Fabrizio Amoroso. Intanto anche Pullerà prepara cambi, sono pronti Ciardelli per Bellocci, cambio che avviene, e poi è pronto anche Martini. E Andrade intanto guarda concentrato il campo in attesa che il gioco riprenda, per ora non prepara cambi. Alla fine Fioraso sportivamente a rendere palla a Cerri, si ricomincia. Berti, in controtempo Ciardelli, e qui Barbero, anticipato la Murga, ma riesce a evitare il contropiede per il Montebianco Prato. Decisivo l'intervento di Barbero. Murga, lo scarico su Fioraso, palla con giocata un po' affrettata, si lamenta Murga per questo corpo a corpo con Barbero che è sembrato veniale. Ciardelli, Barbero attaccato da Amoroso, lo scarico è su Berti, palla a cercare Martini, anticipato da Murga. Per l'arbitro ultimo tocco di Martini, rimessa a Puzza al Cornedo, però mi sembra con grande sportività Murga dica l'ho toccata io, rendi palla. No, forse ho capito male, va bene. Murga, Amoroso, no, intendeva solo di andare in profondità. Murga, qui fallo di Berti e viene ammonito. Ammonizione per Berti, secondo giallo della partita. Lo annotiamo sul nostro taccuino. Le ammonizioni per Petkovic in panchina e per Berti qualche istante fa. Quarto fallo anche per il Montebianco Prato, 4 falli per parte. Mentre il punteggio vede il Montebianco Prato avanti oggi 2-0 sul Futsal Cornedo, che però è nettamente avanti dopo l'8-2 dell'andata. Murga, Amoroso, Murga, ora di nuovo pressione alta dei padroni di casa, costringono all'errore l'impostazione degli ospiti. Ciardelli,
Berti a cercare Martini pivot. Berti perde l'attimo, non può fare fallo, parte Amoroso, la palla a suo figlio Amoroso, lo slalom molto bello, poi Cerri a mettere in calcio d'angolo. Ottima iniziativa di Amoroso, padre e figlio. Calcio d'angolo, Cornedo da sinistra. Murga, e il tiro fuori di pochissimo, gran conclusione dello spagnolo dalla distanza. La palla che ha assimilato abbastanza vicino al palo di destra della porta difesa in questo primo tempo dal Prato. Intanto non riesce Berti a domare palla. La rimessa Cornedo. Murga. Fioraso. No, però la palla è un po' a metà strada fra lui e Amoroso. Barbero. Ciardelli. Anticipato da Murga. Ciardelli che sceglie di tenerla in gioco. 16° del primo tempo. Si preparano cambi da entrambe le parti. Intanto Martini fermato da Murga e poi ringhia sull'avversario. Rimessa in attacco per i padroni di casa. 4 minuti e 30 da giocare in questo primo tempo del Palaco Bilizza, la finale di ritorno in Serie A2 di calcio a 5. All'andata ha vinto il Cornedo 8-2. Martini in mezzo a due, poi protetto dalla difesa esce bene Fioraso. Martini commette fallo, quinto fallo Montebianco Prato. Intanto cambio dentro Del Greco al posto di Berti nel Prato. Dall'altra parte è pronto a rientrare Tibaldo, pronto anche Boscaro, ma però i cambi non avvengono. Intanto si è ripreso per fortuna senza danni Fioraso. Gioco che è ripreso. Amoroso Junior a cercare di chiudere questo triangolo. Barbero. Vediamo se c'è il fallo, se è solo rimessa. La munizione a Martini. Proteste di Martini. Ammonito Martini al 16°. Altro giallo per proteste. Intanto ora gli arbitri hanno il loro bel da fare a tenere tutti calmi. Va in panchina un po' claudicante Amoroso Junior che ha subito questo contatto. Sì, è sesto fallo allora. No, pardon. No. Stavano solo indicando gli arbitri al tavolo del cronometrista il 6 del giocatore ammonito, che è Martini. Quindi confermo, era solo rimessa laterale, non era sesto fallo. Fioraso, quindi il 6 che si è alzato era la maglia di Martini che è stato ammonito. Qui un contatto. Occhio che non si alzi troppo la temperatura del match. Ciardelli a contatto con Cailotto che da poco è tornato in campo. Fuori Martini intanto dentro Bellocci. Barbero. Del Greco. Barbero ancora. Marcato da Amoroso. Barbero va a cercare Del Greco. Lo trova! Riesce anche a calciare Del Greco. Da posizione impossibile, trova la risposta di Fioraso. Bellocci sotto misura, deviazione sull'esterno della rete di Tibaldo, calcio d'angolo di nuovo. 3:45 da giocare. Va Boscaro a proteggere il primo palo. Barbero. Del Greco. Barbero, deviazione e la palla ancora che schizza in corner. Ciardelli, il tiro ribattuto in tribuna da Tibaldo. Si deve cambiare il pallone. E qui la temperatura del match è alta. Arbitri che la stanno ben tenendo in pugno. Bellocci. Sotto misura, gran chiusura della difesa con il solito Murga. Che poi deve concedere la rimessa. Del Greco, Ciardelli, Barbero. 17° del primo tempo. Barbero intercetta benissimo Tibaldo. La dosa per Boscaro. Vediamo se tenta l'uno contro uno con la sua tecnica Boscaro, poi sceglie giustamente di non rischiare. Murga. Fioraso. Carica al destro Fioraso. Lancio interessante, risulta un po' alto però per Tibaldo che si era sganciato in avanti. Cornedo che prepara un altro cambio. Sulla palla Cerri. Bellocci. Barbero che slalomeggia.
Sceglie di attendere ora il Corneto nella propria metà campo, nella fase difensiva. Barbero sfrutta un mezzo blocco, la palla in mezzo a Del Greco e c'è il fallo di Boscaro. Qui l'1-2 era riuscito ai biancazzurri, quinto fallo anche per il Corneto. Cambio, fuori Ciardelli, dentro Garzia, vuole entrare anche Berti per la punizione. Pronto un cambio ancora anche nel Corneto. Allora nel prato esce Del Greco, rientra Berti. Con 2,52 da giocare, a bordo campo a scaldarsi anche Petkovic nel futsal Corneto. Si parlano intanto i giocatori in campo, ora soprattutto Garzia e Murga, soprattutto su un episodio precedente. Non c'è animosità tra i due. Ora schiera la sua barriera Fioraso con Del Gaudio che è tornato in campo. Accanto a lui va Tibaldo. Sulla palla per il Prato invece c'è Barbero. Ora resta in barriera Del Gaudio. Barbero ha provato a piazzarla, calcio d'angolo. Sulla chiusura della difesa a primo palo, calcio d'angolo. Bellocci. E grande parata di Fioraso. Splendido pendente di destro di Bellocci, grande risposta d'istinto di Fioraso. Rimessa in attacco per i padroni di casa di Mister Pullera. Garzia, Barbero. Garzia, finta al tiro, voleva appoggiare su Bellocci, non se l'aspettava più. Cambio, Grigolato fa prendere fiato a Murga, poi intercetta Barbero. L'ultimo tocco è suo, rimessa Corneto. Boscaro, Grigolato, capitano del Corneto. Poi Tibaldo a cercare il pivot, ma è troppo largo, il pallone un po' svirgolato per Del Gaudio. Palla larga, rimessa allora ancora dai padroni di casa. Vuole cambio Barbero, lo ottiene, rientra Del Greco al suo posto. Mentre la rimessa, appena arriverà il pallone, sarà di Bellocci o forse di Garzia, vediamo. Sale ancora alta la pressione del Corneto, che ha superato l'avvio difficile di partita. Era anche prevedibile la sfuriata iniziale della squadra di casa. Garzia. Boscaro senza problemi. Poi un po' corto il pallone, ma c'è Grigolato. Del Gaudio. Prova a girare Bellocci. Cerri costretto a spararla via. Grigolato. Del Greco, giocabile, Del Greco, Berti fuori a porta vuota. Pazzesco. Questa è un'occasione che poteva davvero essere importante nell'economia del doppio confronto. Fuori Berti a porta vuota sulla palla rubata da Del Greco. Fioraso, Del Gaudio. Ancora Del Gaudio. Lavora una grande palla, poi eccezionale l'intervento sul pallone di Bellocci. Primo controllo di Del Gaudio, spettacolare. Poi è stato rimontato per un soffio dalla difesa. Boscaro a cercare di nuovo Del Gaudio. La girata, Bellocci lo chiude. Poi si autoesalta per la copertura difensiva. Intanto manca 1,58 alla fine di questo bollente primo tempo. Arriva il pallone. La rimessa di Boscaro. Del Gaudio, Cerri, la risposta. Poi Berti non riesce a far passare il pallone, di testa chiude Tibaldo. Rimessa che sarà affidata a Berti. Bellocci. Del Greco. Sempre alta la pressione del Corneto. E qui Berti non si capisce con Garzia. Lancio che va a destra, Garzia da sinistra. Cambio, rientra Murga. Per lui qualche secondo di fiato prezioso. Del Gaudio riesce anche a tenerla in campo. Bellocci allontana sul tetto del Palacobilizza a centrocampo. Sarà rimessa, puzza al Corneto. Formazione vicentina che si incaricherà della rimessa con Boscaro. Riceve di nuovo palla il fantasista, poi però intercetta Berti. Garzia. La palla che sfiora il palo di sinistra con questo diagonale che ha davvero fatto trattenere il fiato a tutto il palazzetto di entrambe le fedi sportive. Boscaro. Tibaldo. Murga. Palla larga, forse troppo, sì, lascia scorrere Bellocci. Prato intanto che toglie Del Greco, rimette Barbero. Gioco che è ripreso. E sbaglia Bellocci. La misura del passaggio, rimessa Corneto. 19esimo del primo tempo. Boscaro, Murga. Attacca Del Gaudio.
frastuono incredibile qui al palazzetto. Berti, la grande parata di Fioraso in uscita. Disappunto per Berti, disappunto anche perché la palla non gli è arrivata subito dalla panchina, diciamo così, non è riemersa subito. Tiro di Berti ribattuto da questa barriera composta da Murga e Boscaro. La rimessa di Barbero. Bellocci, Berti, non passa il pallone, ha chiuso il solito Murga. Boscaro, chiude Barbero. Berti, 44 secondi da giocare. Bellocci mette fuori nel corpo a corpo con Tibaldo. 40 secondi e 9 alla fine del primo tempo. Messa che sarà affidata a Tibaldo. Sale alto anche Fioraso per l'uscita dal pressing. Murga, Fioraso, 33 secondi. Boscaro, Murga, 28 secondi alla sirena del primo tempo. Tibaldo, Del Gaudio, la frenata di Del Gaudio, grande lettura difensiva di Barbero. Cerri, Garzia, 14 secondi all'intervallo. Berti, e qui c'è una spinta molto decisa di Murga in difesa. 5 secondi, si prosegue. Garzia non tocca il pallone e allora rimessa dal fondo. Sulla palla Cerri, 1 secondo e mezzo al riposo. Palla a cercare Berti, arriva la sirena e allora finisce qua un intensissimo primo tempo. All'intervallo si va con il seguente parziale: Monte Biancoprato 2, Futsal Cornedo 0, reti di Garzia al secondo, Berti al sesto. Gli ammoniti fino a questo momento: Martini, Berti e Petkovic. All'andata ha vinto il Futsal Cornedo per 8-2. Futsal Cornedo che resta vicinissimo a 20 minuti dalla promozione alla 2 Elite. Prato che butterà il suo orgoglio nel campo anche nel secondo tempo. È tutto per la prima frazione di gioco, grazie al vostro PPF per Paolo Fognani da Max Calvini. A tra poco qui ancora dal Palaco Bilizza per il secondo tempo di questa grande finalissima di ritorno.
becca sti fischietti, bisognerebbe tirargli un colpo di capo. Ma chi è? Ma sono i nostri i fischi. Ben ritrovati dalla Palacobilizza di Prato, dove sta per cominciare il secondo tempo, gli ultimi 20 minuti per quanto riguarda il campionato di quest'anno di Serie A2, la finalissima playoff di ritorno. All'andata netta vittoria del Futsal Cornedo 8-2, qui dopo il primo tempo sta conducendo il Montebianco Prato per 2-0. Gol di Garzia e Berti quest'oggi, 3 ammoniti per il momento, le squadre sono già pronte, ci sono anche i direttori di gara, quindi qualche istante e poi si può ricominciare. Prato che riparte con Cerri, Garzia, Ciardelli, Berti e Barbero. Dall'altra parte risponde il Futsal Cornedo con Fioraso tra i pali, poi con Cailotto al centro della difesa. In cabina di regia c'è Murga, veramente gran giocatore. Poi in quintetto di partenza c'è Nicola Paolo Amoroso. E a completare il quintetto del Gaudio ci siamo, sta per cominciare la sfida diretta da Corsini di Taranto e Cattano di Civitavecchia. Al Crono Elia di Pisa è iniziato il secondo tempo. Maglia bianca-azzurra per i padroni di casa del Monte Bianco Prato, maglia nero-amaranto per gli ospiti del Futsal Cornedo. Che intercetta subito la squadra di casa, palla poi lanciata ma troppo larga, imprendibile per Amoroso. E allora possesso palla ancora del Monte Bianco Prato. Nel computo della doppia sfida restano 4 gol di vantaggio del Futsal Cornedo, che ha stradominato la gara di andata. Garzia, gara di andata nella quale non c'erano del Gaudio da una parte, Barbero e Bezzini dall'altra. Tanto qui la difesa che allontana, palla fuori, rimessa per il Monte Bianco Prato che resta in attacco. Sulla palla va Barbero. Cornice di tifo spettacolare, è stato un primo tempo lunghissimo, bollente, divertente. Garzia intanto fuori misura per tutti. Questa palla scodellata a centro area, però a mezza altezza, davvero indomabile. Chiama lo schema intanto Fioraso, che attende che il pallone sia nella sua disponibilità, cosa che adesso avviene. Fioraso, 20 minuti per andare in A2 Elite. Garzia, vediamo chi delle due squadre ce la farà. Per ora naturalmente nettamente Futsal Cornedo. Berti, Ciardelli, ancora per Berti, chiama il triangolo, chiude benissimo la difesa, prova a partire anche Cailotto. Cailotto intercetta Barbero, contatto, fallo di Cailotto, un po' un'ingenuità, non sarebbe ormai arrivato sul pallone. Calcio di punizione, primo fallo della ripresa dopo 1 minuto e 6 secondi. Siamo al Palacobilizza di Prato, si gioca in un tifo corretto ma infernale da entrambe le parti, uno spettacolo. Un centinaio i tifosi presenti da Cornedo Vicentino. Intanto qui c'è un contatto regolare tra Murga e Ciardelli, con lo spagnolo che aiuta il difensore di casa a rialzarsi. La rimessa in attacco è di Amoroso Junior. Cailotto, troppo largo a cercare ancora Amoroso, palla larga. Sono già a scaldarsi in 3 in casa Cornedo, 1 in casa biancazzurra. Barbero, Ciardelli, Barbero, Berti, Ciardelli, una palla in mezzo senza molto significato questa volta. Poi Amoroso prova a partire, Garzia è in anticipo, Cerri, Ciardelli, attacca del Gaudio. Garzia cerca Ciardelli, lo trova, la difesa poi intercetta con del Gaudio. Ancora Cornedo. Il sottofondo un tifo davvero assordante. Qui parte Amoroso, riesce a metterla in mezzo, ha chiuso Garzia, poi Cerri, subito a Berti. Sta recuperando la posizione difensiva Amoroso, per fortuna sul contatto nessun problema per lui. Barbero, regia di Max Calvini, commento del vostro PPF Pierpaolo Fognani. Qui Barbero, l'ultimo tocco dovrebbe essere suo, è infatti rimessa dal fondo Cornedo. Sulla palla Fioraso, bel pallone su del Gaudio, lo doma, fa salire la squadra, poi prende un po' in controtempo Cailotto, contatto con Ciardelli, fallo inutile di Ciardelli. Si lamenta Cailotto.
Calcio di punizione, un fallo per parte delle due squadre in questi 2 minuti e 17 della ripresa. 2-0 per il Montebianco Prato, ma 8-4 per il Cornedo nel conteggio totale del doppio confronto. Prepara 2 cambi De Andrade. Tutto pronto ora per la battuta. Palla su Murga, che è sempre una buona idea. Dritto per dritto dove c'è Del Gaudio. Lavora palla, poi con calma dà ancora Murga. Del Gaudio. Attaccato da Berti, scarica ancora su Murga. Palla intanto su Fioraso che va di prima. E alla fine Barbero costringe all'errore Amoroso. E allora rimessa biancazzurra in attacco. Fuori intanto Ciardelli, rientra Bellocci. Garzia di prima, strozza il tiro sulla palla con cui l'ha cercato Barbero. Cambio, rientra Zini intanto. Prova a prendere alle spalle la difesa biancazzurra, l'intercetto di Berti, ad anticipare proprio Zini. Bellocci la deve domare e mettere a terra Barbero, ci riesce. Barbero ancora. Grande intercetto di Murga. Poi c'è un contatto, prosegue il gioco. Murga e ribatte Cerri di piede. Ora l'arbitro corre dalle parti di Barbero che era rimasto a terra sul contatto di poco fa. Si tocca il volto Barbero. La panchina a Cornedo intanto invita Petkovic a non protestare. È già ammonito. Un attimo di nervosismo. Anche con qualcuno forse in tribuna. Allora, si può ricominciare. Possesso palla Cornedo in attacco. Viene messa a sedere anche la panchina Prato, giustamente. 3 minuti, 7 secondi della ripresa. Cornedo in attacco. Murga. Troppo largo però per Del Gaudio che cercava di posizionarsi come pivot laterale. E allora possesso palla biancazzurro. Cerri. Berti. La fa correre per Bellocci. Bellocci scarica per Barbero. Barbero, la chiusura di Tibaldo. Poi la carambola premia gli ospiti. Rimessa a Cornedo. Quarto minuto di questo secondo tempo. È la finalissima di ritorno in Serie 2. Centro-Nord. Qui arriva Bellocci, una carambola. Poi Zini per un soffio non ci può arrivare. La carambola strana fa uscire il pallone direttamente. Il fallo laterale che è del Prato. Montebianco alla rimessa. Montebianco Prato con Barbero. Garzia. Torna da Bellocci. Prepara intanto 3 cambi Pullerà. Fioraso si spossessa del pallone. Cerri. Garzia. Troppo largo a cercare Barbero. Palla direttamente fuori, rimessa a Cornedo. Cornedo ora che sta gestendo piuttosto bene la partita. E il +4 che mantiene al quarto del secondo tempo. La rimessa. Palla direttamente su Del Gaudio, lascia scorrere Del Greco, Garzia. Stavo per dire Del Greco, sta entrando al posto di Berti, lo fa adesso. Barbero. Garzia. Pallonetto a cercare Bellocci che arriva a calciare. C'è Fioraso. Subito a Zini. La sua velocità, parte Zini. Poi però riesce a dare a Del Gaudio. Del Gaudio perde l'attimo nel tentativo di girarsi, lo ha contenuto Barbero. Gran contropiede Cornedo, sfumato all'ultimo. Del Gaudio voleva forse correre rischi, non voleva perderlo quel pallone, però forse la soluzione subito verso la porta sarebbe stata la migliore per il futsal Cornedo. Zini, bello il controllo, la palla però era uscita. Poi termina largo il tiro di Zini. Era già uscito il pallone, dice il direttore di gara. E intanto Bezzini, che rientra al Prato dopo qualche mese di assenza, è in campo al posto di Garzia. Mossa a sorpresa di mister Pullerà. Del Greco. Bellocci. Bezzini che per un periodo era tornato al calcio nel campionato di San Marino. Bellocci. Barbero. Scambiano i due. Barbero intercetta Tibaldo. 15 minuti, 16 secondi alla fine di questa finalissima. Del Greco sul pallone.
Bezzini rischia qualcosa, quasi gli ruba palla Tibaldo. Barbero e alla fine la reiterata trattenuta porta al fallo di Tibaldo. Rettificato il punto di battuta. Arbitro che spiega a Tibaldo il perché del fischio. Gioco che è ripreso del Greco. Bellocci, corto il pallone, intercetta Tibaldo, poi sbaglia anche Tibaldo, però cercava Amoroso. Lo scarico di Bezzini. Barbero tarda troppo il Montebianco Prato, grande chiusura di Cailotto decisivo, si prende il 5 dal suo portiere Fioraso. La voce del Palacobilizza, e per chi non lo sapesse, Palasport intitolato a un grande campione della pallamano, Zainko Bilica, che a Prato ha fatto la storia. Bezzini riesce solo a metterci la punta del piede sulla copertura di Zini, la palla che termina fuori. Rimessa affidata al Cornedo sulla palla Zini, sesto della ripresa. Tutto calmo sulla panchina Cornedo mentre prepara il Prato l'ingresso in campo di Martini. Qui è largo il rilancio, Fioraso che non ha trovato passaggi comodi. Sulla palla Cerri cerca Del Greco a lottare, batti e ribatti, fallo di Del Greco. Punizione Cornedo. Vi ricordo che stanno dirigendo Corsini di Taranto e Cattaneo di Civitavecchia al Cono Elia di Pisa. Bezzini fermato all'ultimo istante, poi Amoroso, grande sponda per Zini, sale Zini, la palla interessantissima, arriva Barbero a evitare che Fabrizio Amoroso possa intervenire sul pallone. Rimessa dello stesso campione vicentino, poi si porta palla larga a Tibaldo sulla copertura di Bellocci. Fuori Barbero, entra Martini nel Montebianco Prato. Sulla palla Del Greco per la rimessa, resta alto in pressione il Cornedo. Bellocci, Cerri, palla allontanata. Cerri deve rientrare tra i pali, brivido, Zini quasi trova la porta, Zini di un soffio alto, poi Cerri va su Del Greco. Si è distratto un attimo sui cambi il futsal Cornedo. Del Greco ribattuto il suo tiro, l'intervento di Amoroso, il batte-ribatti, Amoroso esce palla al piede, il tocco che è stato per lui di Cailotto che poi riceve ancora Cerri sul tiro da Cailotto smorzato dalla difesa. Martini, la chiusura di Zini, poi si porta palla fuori, rimessa per i padroni di casa. Cambio intanto, Amoroso Junior in campo al posto di Cailotto, tutta la sua grinta, poi dall'altra parte dentro Berti al posto di Del Greco. Bellocci, Berti verso Martini scappa via, rete di Martini, ha segnato Francesco Martini. C'è il 3-0 del Montebianco Prato, 6 minuti e 23 della ripresa, proprio quando il Cornedo sembrava più in controllo della partita. Triplica la formazione di casa, attenzione a un po' di nervosismo adesso mentre stiamo annotando appunto questa rete che arriva a 6:23 del secondo tempo. Amoroso che litiga un po' con Bellocci, e qui attorno a noi il tifo di entrambe le fazioni è assordante. Spero che il mio commento vi arrivi perché io la mia voce non la sento più. Amoroso pronto a battere al centro, sta ancora discutendo, mi è sembrato con Bellocci. Boscaro, Murga, Amoroso di prima, grande palla per suo figlio Amoroso che va a segnare per l'esultanza di tutta la curva del Cornedo. Amoroso, un gol pesantissimo, quello di Nicola Paolo Amoroso, che riporta a +4 al Cornedo. 6 minuti 33, sono passati 10 secondi effettivi dal gol di Martini. Un gol pesantissimo, quello di Amoroso Junior. L'esultanza ora in sottofondo è tutta quella del Cornedo. 3-1 il nuovo parziale al Palacobilizza. Che sfida! Montebianco Prato 3, futsal Cornedo 1, e ora nel doppio confronto di nuovo
più 4 per i vicentini, che si conquistano anche questo possesso. Doccia gelatissima per i padroni di casa, che 10 secondi fa erano andati a -3. Bellocci scappa via, qui c'è un blocco non falloso. Amoroso cerca suo figlio, la palla che è uscita, poi si ferma piegato in due Nicola Paolo Amoroso, autore del gol di poco fa. Ha preso un colpo che gli ha tolto per un attimo il respiro, per fortuna mi sembra niente di importante. Mentre prepara 4 cambi De Andrade. Sulla palla Barbero. Bellocci, 3-1 il nuovo parziale. Il gol di Nicola Paolo Amoroso è arrivato a 6:33. Bellocci lo chiude con esperienza Amoroso, la palla è già uscita sul tocco di Bellocci. Poi Fabrizio Amoroso va a controllare le condizioni dell'avversario, che nel normale scontro di gioco era andato giù. Fair play tra i due, un abbraccio tra un campionissimo affermato e un giovane campione. E allora 7 minuti esatti della ripresa, 3-1 più 4 Cornedo, si ricomincia. Intercetta di testa Martini. Berti, grande parata del portiere, poi il tiro rete di Barbero sotto la traversa. E qui grande lavoro di Berti. Barbero, e qui il romanzo della partita, ancora pagine da scrivere. 7-0-8, 4-1, ha segnato Barbero, uno dei grandi assenti della gara di andata. Ma grande lavoro di Berti, palla sotto la traversa, davvero imprendibile. Nuovo parziale quindi 4-1 Montebianco Prato. Gol di Barbero arrivato a 7-0-8, mentre cambio, è entrato Garzia al posto di Bellocci. Palla in avanti a Fabrizio Amoroso, non riesce a domarla. Garzia. Martini. Barbero. Garzia. Raddoppiato Garzia. Barbero ribatte la difesa. Barbero, il tiro facile, la parata per Fioraso, subito il possibile contropiede, gran palla di Fioraso. Boscaro riesce a tenerla in campo, prova ad aggirare la difesa, gran pallone in area, attenzione il tiro rete di Fabrizio Amoroso. Che partita Fabrizio Amoroso, 7 minuti e 36, altro gol di questa partitissima infinita. 4-2, padre e figlio a segno, in ordine inverso, adesso ha segnato la leggenda Fabrizio Amoroso. 7 minuti e 36 sul cronometro di questa sfida pazzesca. 4-2, mentre l'arbitro indica che c'è da pulire il parquet. Dalla curva vicentina deve essere piovuta un po' d'acqua. E allora Montebianco Prato 4, Futsal Cornedo 2, non si riprende perché c'è da asciugare il parquet del Palaco Bilica. Di nuovo più 4 Cornedo, e di nuovo due squadre che, come due sportivissimi pugili, se le danno sportivamente di santa ragione, dando tutto in campo. Che meraviglia. Intanto a centrocampo l'abbraccio di puro fair play tra Martini e Fabrizio Amoroso. È entrato Boschetto nel frattempo per mister De Andrade. 4-2, viene pulito il parquet da un dirigente storico del calcio a 5 toscano, prima al San Michele, poi al Prato, Renzo Gualtieri. Arbitro che ancora non è soddisfatto fino in fondo della pulizia della zona della riga laterale. E ancora c'è da fare. Direttore di gara forse non soddisfattissimo, no, tutto a posto. Allora, vediamo se si può ricominciare, perché l'arbitro è in campo e sta indicando che forse non basta lo scopettone, che forse si viene scosso anche da mister Pullerà. Deve essere diventato un po' troppo umido lo scopettone, ecco perché non si può riprendere, è ancora scivoloso. Vi faccio ascoltare il tifo delle due squadre. E qui l'orgoglio del Prato, la gioia del Cornedo, due città a confronto. Un Futsal Cornedo che è veramente vicinissimo alla 2 Elite e che ora in sottofondo incita ancora la sua squadra. Ascoltiamo. Ora mi sembra che si possa riprendere.
Allora, 4-2 per il Monte Bianco Prato, ha segnato Fabrizio Amoroso, rete a 7:36 di questa ripresa, si ricomincia. Berti, Garzia, Martini, Barbero, ancora Martini, Barbero, ottavo del secondo tempo, Garzia per Martini, Berti, lo scarico su Barbero, Garzia si allunga un po' palla, riesce ad anticipare, o meglio arrivare prima di Murga. Berti, l'1-2 riesce, c'è un fallo su Berti, ammonizione a Boschetto, è entrato un attimo in ritardo sul pernio dell'attacco Prato che cercava 1-2 in velocità. Ammonito Boschetto, entra Ciardelli intanto al posto di Martini. Primo arbitro sul punto di battuta che ora va a controllare il rispetto della distanza. Fabrizio Amoroso a mettersi in barriera insieme a Boschetto, schiera la sua barriera Fioraso, in zona tiro invece per il Prato Garzia e Ciardelli. Berti sembra allontanarsi, defilarsi sul laterale, se ne va anche Ciardelli, resta sulla palla Garzia. Arbitri in posizione, tutto pronto, attendiamo il fischio. Fischia al direttore di gara, parte Garzia, Berti, grande assist dell'Italo argentino, ma Berti all'ultimo istante cicca il pallone. 9 minuto del secondo tempo, contromovimento di Boschetto, palla dall'altra parte a cercare Amoroso, di testa però intercetta Ciardelli, la mette giù Barbero, Garzia, Barbero ancora, Garzia, stop orientato, si è fatto male Garzia, Cerri deve rimediare, attenzione, si è fatto male Garzia. Tutto da solo, purtroppo guaio muscolare per l'Italo argentino, ha sentito nella finta tendersi l'interno coscia, ha fatto tutto da solo Marzio Garzia, speriamo sia solo il dolore del momento per questo ottimo giocatore, accenna a rialzarsi, dispiace vedere i giocatori infortunati in campo. Garzia però sembra almeno riesca a rialzarsi, lo aiuta l'arbitro. Vediamo se almeno va in panchina sulle sue gambe. Vuole addirittura restare in campo perché non è stato comunque soccorso. Sì, vuole provare a restare in campo Garzia. E allora forse tratteniamo, o meglio tiriamo un sospiro di sollievo per uno dei protagonisti della partita. Palla in aria interessante, un po' alta però. Cerri, proprio Garzia. Barbero, Garzia, Ciardelli, alza la mira, questa volta era arrivata in ritardo la copertura della difesa del Cornedo. Fabrizio Amoroso, che ora va al cambio, non era riuscito a contenere Ciardelli, entra Del Gaudio, Fioraso, subito Del Gaudio, rete eccezionale di Del Gaudio, Eurogol di Del Gaudio, uno dei gol più belli del match e della stagione. La girata fiondata imprendibile incrociata, 8:46 Del Gaudio, è un gol al sapore di promozione, al sapore di A2 Elite per la formazione vicentina, che ora ha un +5, 8:46 ha segnato Del Gaudio, gol strepitoso, girata vincente, palla imprendibile per Cerri, gol da campione. È il coro della curva vicentina, è tutto per Pachi Del Gaudio. Sbaglia intanto Ciardelli. Del Gaudio di poco fuori, a sinistra della porta, difesa da Cerri. Allora 4-3, +5 Futsal Cornedo che vede la A2 Elite, la vede da vicino. Prato che prova a buttare le ultime energie in campo, intanto è andato giù Ciardelli, mette palla fuori Bellocci, contatto di gioco. Lamenta un colpo alla nuca Ciardelli, si lamenta un po' Mister Pullerà col primo arbitro. Tanto palla messa fuori, rimessa affidata a Boscaro. E sportivamente subito palla resa al Monte Bianco Prato. Grande partita, fair play che non sta mai mancando. Intanto Bellocci, Berti, Barbero,
Lo scarico su Berti, ci avviciniamo alla metà del secondo tempo. Barbero, Del Gaudio lo ferma, Del Gaudio prende la mira, Del Gaudio alto di un soffio. Si lamenta un po' Boschetto che voleva palla sotto porta, però era in effetti coperto da Berti, mentre poi Del Gaudio mandato a quel paese Barbero per il contatto di poco fa. Ciardelli, Berti, Bellocci, non si è più visto un tentativo di portiere di movimento del Montebianco Prato, vediamo se poi arriverà. Berti, lo chiude Boscaro, grande lavoro, la tecnica di Boscaro, ancora Boscaro, lo ferma però Barbero, palla fuori, intanto rientra Garzia al posto di Berti che è un po' dolorante, rimessa Cornedo, sulla palla Boschetto, Cailotto, Boschetto, Cailotto davanti, dove intercetta per un attimo Ciardelli, arriva Bellocci, qui c'è un contatto falloso di Cailotto, Cailotto si prende un giallo evitabile, altro ammonito in partita quindi, al 10° della ripresa, partita comunque mai cattiva, ora purtroppo è andato giù pesantemente Bellocci, speriamo si possa riprendere. Allora, 10 minuti e 3 secondi alla fine di questa splendida odissea di partita. Veleggia ora col vento in poppa il Futsal Cornedo che ha dimostrato grande forza, reagendo dal 4-1 al 4-3 in men che non si dica e rimettendo dal suo punto di vista le cose a posto. Ora ha davanti una montagna innevata, naturalmente il Montebianco Prato, scusate l'involontario gioco di parole. Intanto qui di piede Fioraso deve concedere il calcio d'angolo con Ciardelli che era riuscito ad arrivare per primo. Bellocci anticipato da Murga, palla fuori, rimessa del Montebianco Prato, sta per rientrare Del Greco tra i padroni di casa, Garzia, le finte di Garzia, la difesa che resta ben piazzata, poi imprendibile il pallone per Bellocci, voleva un 1-2 Garzia che per fortuna sembra essersi fisicamente ripreso, mentre va sfiancato in panchina Bellocci, rientra Del Greco. Pronto un cambio anche per mister De Andrade. Qui deve accelerare la giocata Fioraso, mette in tribuna, cercava Del Gaudio. Palla che arriva per la rimessa di Del Greco. Cerri. Garzia. Ciardelli. Riapre per Garzia. Barbero si prepara intanto il portiere d'attacco del Prato, sarà Bellocci. Garzia perde l'attimo, contropiede 2 contro 1 del Cornedo. Una palla per Boscaro, Boscaro chiude però Del Greco e poi Boscaro evita il contropiede. E allora 9-19 alla fine, abbondantemente marcata la metà del secondo tempo, esce Cerri dentro Bellocci, non ha più niente da perdere il Montebianco Prato che si gioca al portiere d'attacco. Bellocci dunque per il power play dei padroni di casa. Garzia, Ciardelli, partita piena di emozioni, infinita, lunghissima tra l'altro. Garzia, Ciardelli, Barbero, Del Greco, la chiusura della difesa, poi spazza via il Futsal Cornedo che non trova di un soffio la porta, poco fa la chiusura decisiva, se non erro di Tibaldo. Per riprendere il gioco dal fondo rientra Cerri. 8:53 alla fine della stagione. Ciardelli, Garzia, salvo naturalmente improbabili appendici. Visto il netto vantaggio del Futsal Cornedo nel doppio confronto. Barbero, Garzia, non passa il suo pallone indirizzato a cercare Del Greco. E allora 4-3 per il Montebianco Prato, 8-2 l'andata per il Futsal Cornedo. Per ora non c'è power play del Montebianco Prato. Barbero e il tiro colpisce Ciardelli. Cambio, rientra Zini al posto di Boscaro, dall'altra parte rientra Bellocci al posto di Garzia, entra anche Fabrizio Amoroso al posto di Del Gaudio. Murga che poi non vuole rischiare, si spossessa del pallone guadagnando anche qualche secondo. Cerri, ora pressione alta del Cornedo, a uomo in avanti, la palla a cercare Del Greco, poi c'è Murga. Fioraso, pallone interessante ma un po' lungo poi per Fabrizio Amoroso. Cerri, Bellocci,
Ora sarà Garzia portiere di movimento, ma non c'è ancora tempo per il Montebianco Prato. Bellocci larga per Del Greco, la tiene Del Greco in area, Del Greco, Bellocci esagera il Montebianco Prato, non tira mai, poi quando lo fa però si prende il calcio d'angolo perché Bellocci aggira Fabrizio Amoroso. Rientra Boscaro intanto al posto di Zini, corre al cambio Fabrizio Amoroso, rientra Del Gaudio, è entrato Garzia portiere d'attacco nel Prato. In questa partita infinita, la battaglia del Palacobilizza, emozioni a non finire. E grazie a tutti voi che ci state seguendo, davvero numerosi. Garzia, la palla buona per Bellocci, la difesa però del Cornedo è molto attenta. Garzia, 7 minuti e 29 alla fine. Ciardelli, Barbero, poi Del Greco, ma c'è la chiusura di Murga, la rimessa di Del Greco, Barbero. 7:22 da giocare, fuori Bellocci, dentro Berti, servito Berti, Garzia, la palla su Barbero, ancora per Garzia, Ciardelli, Barbero, Garzia, nell'angolo Berti ha anticipato la Murga, poi un piccolo crampo per lo spagnolo che poi stoicamente sceglie di restare in campo senza chiedere i soccorsi. Barbero, Garzia, palla per Ciardelli, Barbero, Del Greco, Ciardelli non ci arriva, poi arriva Garzia, Ciardelli rimedia da Barbero, Berti, Barbero, Ciardelli, Garzia, girano palla biancazzurri, difende il Cornedo in questa grande sfida che vale la 2 Elite e che vede i vicentini davvero a un passo da un sogno che si realizza. Due squadre che hanno fatto un grande campionato, sta avendo la meglio, quella che nel doppio confronto ha saputo essere più forte, più continua. Berti viene chiuso da Tibaldo, palla fuori, rimessa Prato in attacco, 6:22 da giocare. Berti, Ciardelli per Barbero, passano i secondi e sembra di sentire i Rolling Stones da parte Cornedo. Time is on our side, il tempo è dalla nostra parte. Qui intanto c'è Del Greco che non ce la fa a controllare questo pallone. Boscaro di testa Ciardelli, ma arriva Del Gaudio e lo rimonta Garzia, che rimonta sulla carambola, si prende anche la rimessa, poi però si prende anche un crampo alla gamba destra. Generosissimi i giocatori in campo. 6 minuti e un secondo al termine. 6 minuti e un secondo. Soccorso ancora una volta Garzia, anzi stavolta soccorso perché prima poi si era rialzato in realtà senza soccorsi che ora però servono. Proprio non ne ha più Garzia, entra il medico sociale. Sentiamo il tifo ospite in sottofondo. È una festa dello sport, una grande partita di futsal, due grandi realtà, Montebianco Prato, futsal Cornedo. Sta avendo la meglio il futsal Cornedo, ma applaudiamo ad entrambe le squadre e le società che ci hanno portato a vivere queste grandi emozioni. Si rialza Garzia dopo il crampo, zoppica vistosamente, deve andare in panchina, è stato soccorso. Quindi rientrerà portiere di movimento Bellocci. Si consulta intanto il primo arbitro con il cronometrista. Non abbiamo ricordato da un po' i falli, ne ha commessi 2 il Montebianco Prato, 4 il futsal Cornedo. Nella partita di oggi conduce il Montebianco Prato 4-3, ma nel computo del doppio confronto è avanti di 5 reti il futsal Cornedo. Del Greco accelera, Bellocci perde l'attimo il Prato nel contropiede, si piazza bene il Cornedo in difesa. Bellocci portiere d'attacco per il Montebianco Prato che non ha più niente da perdere. Berti, Ciardelli, Barbero, Ciardelli, Bellocci perde il duello, l'ultimo tocco è suo, ha chiuso molto bene per il Cornedo, Tibaldo, Del Gaudio a puntare in corsa Ciardelli che gli chiude la corsa. Prato che ha rischiato perché ha voluto rimettere Cerri per l'azione difensiva, ma lo ha fatto all'ultimo istante, poi Cerri colpisce Ciardelli involontariamente, rimessa Cornedo effettuata, Boscaro la frenata, poi però perde il duello con Del Greco, la risposta di Fioraso in calcio d'angolo, mentre rientra Bellocci portiere d'attacco. Ciardelli, Barbero, ancora per Ciardelli, 15° della ripresa, sta finendo la stagione in A2,
sta finendo con questa grandissima finale che vede il Cornedo avanti di 5 e il Prato che con orgoglio non si arrende. Berti, poi la rete di Bellocci che a primo palo beffa difesa e portiere. 15-02 ha segnato Bellocci. 5-3, rete che arriva a 15-02. Cambi intanto, tanti cambi per mister De Andrade che lascia in campo praticamente Murga e Fioraso, poi ne cambia 3. Dall'altra parte è uscito Berti, è rientrato Martini. Qui Amoroso Junior, chiuso da Ciardelli. Murga, Boschetto, sbaglia Murga su un pallone non comodissimo datogli da Boschetto. Del Greco, Barbero, Martini, Prato che è senza portiere. Ciardelli deve inseguire questo pallone sul laterale ora e può solo spararlo fuori. Ha pasticciato il Prato nel tentativo di rimettere Bellocci portiere d'attacco. Ha pressato bene il Cornedo che si prende questa rimessa in attacco a 4:35 dalla fine. Parziale 5-3 per il Monte Bianco Prato, ma complessivamente è un 7-11 in favore dei vicentini. Boschetto, lo scarico su Murga, poi la partenza di Boschetto viene visto ma non è ben dosato il pallone sul laterale e qui cambia tutto il quintetto praticamente mister De Andrade, ne cambia 3 di nuovo anzi, perché Murga non esce mai. Rientra Bellocci, portiere d'attacco nel Monte Bianco Prato, sulla palla Barbero, Ciardelli, Barbero, Ciardelli, ancora Berti per Ciardelli, Barbero, 4:12 alla fine, 4:10 adesso, Barbero, Berti, Barbero, Ciardelli, Berti, inciampa un po' sul pallone Berti, Ciardelli torna su Barbero, Boscaro prova a fermarlo, poi Barbero con la punta del piede prima di Del Gaudio. Ciardelli, Berti, Barbero, con le ultime energie della stagione le due squadre. Del Greco, Barbero, in buca per Berti che non trova la porta ma trova la deviazione di Fioraso che non si è fidato, è andato a chiudere a primo palo, calcio d'angolo. 3:41 alla fine. Ciardelli, Barbero, ancora Barbero, Ciardelli, Berti gli rende palla, Barbero, Del Greco, chiude bene il Cornedo, Prato che prova a muovere palla, Berti, Barbero, Ciardelli, Berti, Del Greco, 3:13 da giocare. Barbero prova l'imbucata, palla perduta dai biancazzurri e porta vuota, parte Boscaro, prende la mira e poi fuori, incredibile. A porta vuota Boscaro, un eccesso di sicurezza del fantasista, autore di una gran partita sia all'andata che al ritorno. Ci sta la stanchezza e da entrambe le parti. Barbero, Ciardelli, Garzia ancora, è lui ora il portiere d'attacco. Ciardelli, 2:46 alla fine. Garzia, Berti, sbagliato, porta vuota, questa è larga e infatti non trova la porta Del Gaudio. 2:39, cambio, rientra Bellocci al posto di Del Greco. 2:37, ormai manca davvero pochissimo a quella che sarà la festa meritata del Futsal Cornedo, ma il Prato fino all'ultimo con orgoglio per chiudere comunque bene una bellissima stagione. Berti non passa questo pallone, la carambola all'indietro va a finire direttamente rimessa dal fondo. 2:20 da giocare, mentre io di nuovo ne approfitto per invitarvi nei palazzetti del nostro futsal, del calcio a 5 italiano. Provate dal vivo questo sport, vi divertirete come non mai. Barbero, Ciardelli, Garzia, Ciardelli, Barbero, stanno per iniziare gli ultimi 2 minuti. Garzia chiude bene il Cornedo, Prato costretto a ricominciare per linee esterne. Barbero, Ciardelli, Garzia, Berti, Ciardelli, 1:47 al termine. Barbero, poi mezzo tacco di Bellocci e porta vuota, prova a dosarla Fioraso, larga. Altra chance Cornedo.
per la rimessa dal fondo Garzia. 1:40 alla fine. E Cornedo che immaginiamo, Cornedo Vicentina che immaginiamo già in festa, mentre al Prato resta l'orgoglio comunque di una bellissima stagione. Qui un mezzo crampo a Garzia sul tiro ribattuto, resta in campo Ciardelli, Barbero, Garzia, ancora per Barbero, Garzia, Bellocci, la grande parata del portiere, Garzia, Bellocci, Fioraso anche all'andata, veramente grande prestazione. Ciardelli, Barbero, sta per cominciare l'ultimo minuto. Berti cambia su Ciardelli, in area, rete di Bellocci che si trova oggi l'istinto da bomber sotto porta. E allora 6-3 di Bellocci, esattamente allo scoccare del -1 dell'ultimo minuto. Sfiancato Garzia, va in panchina, rientra Cerri, scuote la testa Garzia, proprio non ne ha più. E allora nuovo parziale 6-3 per il Montebianco Prato, più 3 per il Futsal Cornedo, manca un minuto. Esatto alla fine, un minuto. Amoroso, Fabrizio Amoroso che è tornato in campo, c'è ripetizione. Arbitro che indica al cronometrista che andrà recuperato qualcosa sul cronometro. Era entrato qualcuno prima nella metà campo avversaria. Murga, qui pallonetto, Cerri. Va a cercare Bellocci, chiude la difesa, l'ultimo tocco di Bellocci, ha lottato molto bene Nicola Paolo Amoroso. 49 secondi e 6 alla fine, 49 secondi e 6 alla fine di questa splendida finale, e veramente ringraziamo entrambe le squadre per le emozioni che ci hanno dato e che ci stanno dando, perché ancora non è finita fino all'ultimo. Vediamo questo ultimo scampolo di finalissima. Cerri, Barbero, Barbero va su Bellocci, è entrato Martini ora portiere d'attacco. Barbero, mezzo minuto al termine, Ciardelli, poi Martini, e ormai Futsal Cornedo in A2 Elite. Facciamo i complimenti alla formazione di Cornedo Vicentino che ha strameritato, qui prende la mira ma allarga Murga la conclusione, mentre a terra sfiancato Tibaldo al centro della difesa, forse ha preso anche una pallonata involontaria. E allora sta per esplodere la meritata festa del Futsal Cornedo che vola in A2 Elite, sceglie il no contest, il Montebianco Prato. È una festa dello sport, siamo orgogliosi di aver potuto raccontare il doppio confronto tra queste due squadre meravigliose. Onore al Montebianco Prato che esce a testa alta, mentre è arrivata la sirena finale. Il Futsal Cornedo si merita i titoli di testa, perché quest'oggi perde per 6-3, ma con 3 gol di vantaggio viene promosso in Serie A2 Elite e lo fa con merito. Vedete la festa in campo ma anche in tribuna dei vicentini, mentre c'è stata una piccolissima scintilla tra Berti e Amoroso, ma niente di particolare. E allora complimenti a Futsal Cornedo che con merito vola in Serie A2 Elite. Onore anche al Prato che è stato un grandissimo avversario per i vicentini. Finisce qua quindi questa grandissima sfida. Noi vi ringraziamo per averci seguito fino all'ultimo istante di questa splendida stagione. Grazie da Max Calvino alla regia, dal vostro Pierpaolo Fognani al commento. Ribadiamo il finale dal Palaco Bilizza. Montebianco Prato batte Futsal Cornedo 6-3, all'andata però Futsal Cornedo che aveva battuto il Montebianco Prato per 8-2. Montebianco Prato che resta in A2, vola in Serie A2 Elite, lo fa con merito e davvero complimenti il Futsal Cornedo.